Buongiorno, buon sabato, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, una settimana importante soprattutto per l'emergenza Covid, quella che si sta concludendo, ma ci avviamo a un periodo che sarà ancora più importante perché, e lo vedremo fra pochissimo, i dati del Covid sono davvero in picchiata, continuano le vaccinazioni, insomma pare che qualcosa si stia muovendo ed è indispensabile che si muova nella direzione giusta, quindi giorni importantissimi, giorni poi che si legano a vicende politiche di grande rilievo anche a livello nazionale. Tanta cronaca, i collegamenti consueti con le nostre redazioni nel corso del Focus TG, quindi un'ora da stare assieme per avere tutte le notizie del Veneto. Cominciamo dall'attualità, dalla cronaca giudiziaria, perché c'è stata ha destato grande scalpore la decisione del Tribunale con il procedimento per Consoli, ricordiamo la vicenda di Veneto Banca, vediamo com'è andata. Visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara Consoli Vincenzo colpevole degli altri reati allo stesso scritti. È ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis Codice Penale, equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. 4 anni di reclusione, 5 di interdizione dai pubblici uffici, una confisca del patrimonio personale fino a 221 milioni di euro, più una provvisionale per le parti civili, comprese Banca d'Italia e Consob. Sono circa le 16 quando il giudice di Treviso Umberto Donà pronuncia la sentenza che chiude il primo capitolo giudiziario relativo al crack di Veneto Banca. Sul banco degli imputati solo lui, Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato dell'Istituto di Montebelluna, presente al mattino per le repliche, assente al pomeriggio al momento della pronuncia. Prescritto il reato di aggiotaggio, nel dicembre 2021 rimanevano in piedi le accuse di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Sullo sfondo 10 mesi di processo, 26 udienze, 150 testimoni, un super lavoro per procura e difesa, con la prima che aveva chiesto 6 anni di reclusione, la seconda invece la soluzione con formula piena, in mezzo le richieste delle parti civili per un ammontare di 100 milioni di euro. È una soddisfazione professionale, insomma, perché sostanzialmente il Tribunale ha avallato la nostra impostazione accusatoria in toto, perché a parte il reato di aggiotaggio che sapevamo essere prescritto, c'è stata la condanna per tutti gli altri reati. Restano da leggere le motivazioni e da capire i contorni della confisca. Ovviamente noi come pubblica accusa non avevamo chiesto questo provvedimento e dobbiamo capire, insomma, capiremo dalle motivazioni della sentenza come ha ragionato il Tribunale. Per la difesa intanto la strada tracciata è quella dell'appello, con la probabilità alta, forse già una certezza, che possa prescriversi nelle more del secondo grado anche il reato di falso in prospetto. Questa intanto la reazione dell'avvocato Costabile. La sanzione così bassa, entro i 4 anni, che assume, dicevo prima ai vostri colleghi, un significato particolarmente particolare, diciamo, per noi tecnici, perché è una sanzione che non comporta, diciamo, l'esecuzione di un certo tipo, potrebbe essere la soluzione di compromesso. Naturalmente non ci appaga, ecco. Sicuramente in appello riusciremo a ottenere qualche soddisfazione in più. Sentiamo anche altre voci importanti a margine di questa sentenza. Mi tocca usare una frase fatta, ma giustizia c'è ed è stata fatta. Mi pare una sentenza assolutamente equilibrata, aderente ai dati processuali, ed è solo un primo passo, perché ci sono altre responsabilità e forse più gravi responsabilità ancora da accertare. Quello segnato in tribunale a Treviso è solo il primo passo di una vicenda giudiziaria ancora lunghissima. Inevitabile che tra le parti civili ci sia soddisfazione, ma anche tanta cautela, troppi ancora i nodi da sciogliere. Non è il crack di Veneto Banca, i 3 miliardi e 800 milioni di euro dispersi sono sicuramente riferibili a responsabilità del ragionier Consoli, ma non solo sue responsabilità. A me pare che lo spettro
sia molto più ampio. Non a caso si torna in aula già il 12 febbraio, in calendario c'è l'udienza preliminare del filone bis. L'accusa stavolta è quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, oltre a Consoli, alla sbarra diversi funzionari dell'Istituto Montebellunese. Il prossimo sarà un processo in cui infatti si contesta l'associazione a delinquere, un'associazione che evidentemente era da un lato tesa a compiere gli atti che in questo processo sono stati evidenziati, ma poi a cascata colpire il singolo risparmiatore che poi era la carne viva di queste condotte delittuose. Quindi sì, quello sarà il processo dei risparmiatori specificamente, senza dubbio. Anche in questo procedimento occorrerà fare i salti mortali per evitare la prescrizione. Una spada di Damocle, dice il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che in quest'ultimo anno, oltre a portare avanti il processo Consoli, ha dovuto reggere la procura. È tutta una corsa contro il tempo. E il problema è che appunto qui abbiamo dei termini di prescrizione dei reati che sono quelli previsti anche per una truffa banale, cioè il termine di prescrizione per una truffa di uno che vende un telefonino magari taroccato ed è un fatto molto semplice, banale, è lo stesso termine di della truffa appunto che riguarda la vendita delle azioni di Veneto Banca, che è una vicenda molto più complessa, che richiede indagini molto lunghe, però i tempi che vengono dati dalla legge sono gli stessi. Il nostro impegno non è finito. Chiudiamo questo capitolo, andiamo a vedere come prosegue l'eco della vicenda che ha visto la morte di due giovani sulla 28. Ricorderete gli arresti domiciliari per la persona che ha causato l'incidente. Il papà di una delle due ragazze chiama in causa direttamente il capo dello Stato. Questo messaggio vorrei che arrivasse al Presidente della Repubblica, che dedicasse un minuto del suo tempo a leggere questa notizia, chiamiamola notizia, ma tragedia, e far riflettere per riuscire a cambiare le leggi. So che è difficile, so che è impossibile, però bisogna provarci. Un minuto è questo che chiede Alain Fragasso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pochi istanti per fare giustizia e per provare a correggere i titoli di coda di una storia tragica, il cui finale non si può più riscrivere. Non torneranno tra le braccia dei loro cari Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, le due cugine morte nello schianto in A28, travolte dal SUV di Dimitre Traikov, scappato dal luogo dell'incidente, trovato dagli agenti di polizia nella sua casa di Pordenone. Casa dove da ieri l'imprenditore 61enne è tornato a scontare gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, una decisione che non trova pace nelle famiglie delle vittime. Una cosa così non doveva passare liscia, questo non doveva uscire il giorno dopo, doveva essere tenuto dentro. Qui non ci sono leggi che purtroppo per chi ammazza è sempre libero e gli va sempre bene. Io voglio giustizia, solo giustizia, chiedo che questo venga messo dentro per sempre, nient'altro. Mia figlia non posso riaverla indietro, neanche mia nipote. Sono arrabbiato, sì, tanto arrabbiato. Veramente, mi ha distrutto la vita di tante persone, di tante famiglie. E oggi alle 14 il riconoscimento delle salme da parte delle famiglie all'ospedale di Udine, dove sono ancora ricoverate in condizioni gravi le due figlie di Sara Rizzotto, salve per miracolo. Bambine, una di 2 anni e mezzo e l'altra di 4 mesi, a cui da questa mattina è stata dedicata una raccolta fondi, segno di una comunità toccata nel profondo, che nei prossimi giorni si ritroverà a ricordare le due ragazze scomparse con una fiaccolata nel centro di Conegliano e non solo. Penso che nei prossimi giorni ragioneremo per istituire magari una giornata che ricordi queste ragazze, magari dando un premio o qualcosa agli studenti meritevoli. Cercheremo di ricordare, perché non bisogna solo ricordare nel momento della disgrazia, ma ricordare che nei prossimi anni la figura di due ragazze che avevano una vita davanti e purtroppo questa è stata cancellata in un giorno tragico. Intanto Alain attende una risposta dal Presidente della Repubblica. Si può dedicare un minuto, non pretendo tutto il gioco, non pretendo niente, un minuto, e faccia riflettere e di che qua bisogna fare qualcosa. Io ho il cuore infranto, mia moglie ha il cuore infranto, siamo tutti distrutti, mio cognato, tutti.
Ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Apriamo la pagina dedicata all'emergenza Covid. La vediamo con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono appena arrivati, sono i dati di questa mattina, ci permettono di capire come si sta muovendo questa situazione. Allora, crolla il numero delle nuove positività, siamo a 10.000 nuovi positivi, eravamo a 25.000, vi ricorderete, record dall'inizio dell'emergenza Covid solo qualche giorno fa. Crolla anche il numero delle persone attualmente positive al Covid, sono 182.117, certo è un numero ancora piuttosto alto, ma è legato soprattutto all'estrema diffusività, come viene definita, della variante Omicron, e comunque è anche questo un numero in calo vertiginoso. Dall'inizio dell'emergenza Covid sono 1.213.740, eccolo qua il dato, i veneti che sono risultati positivi al Covid. Sono mancate dall'inizio dell'emergenza 13.347 persone. Poi vediamo questo dato sui decessi che rimangono ancora piuttosto alti. Andiamo a vedere però prima come si muove il Covid nella sanità del Veneto. Ci sono ancora tante persone ricoverate, questo è vero, ma potete vedere i numeri sono in discesa anche qui. E la situazione complessiva ci dice che sono ricoverate 1.703 persone in area non critica, di cui 1.353 ancora positive e 350 che si sono negativizzate. La forbice si chiude e questo vuol dire che migliora la situazione all'interno dell'area non critica del Veneto. Certo, 1.700 persone sono comunque tante, ma i dati sono in netto calo. Sono 156 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 134 ancora positive, 22 che si sono negativizzate. Qui la forbice, invece la distanza fra questi due dati è ancora piuttosto alta, segno che comunque nella terapia intensiva la faccenda è decisamente più delicata. I dati rispetto a ieri, il bilancio rispetto a ieri, c'è un bilancio negativo di 77 unità, e questo è veramente importante perché vuol dire che ci sono molte più dimissioni che ingressi in area non critica, sostanzialmente invariata, ma questo lo sapevamo, la terapia intensiva. Di solito la terapia intensiva è il penultimo dei dati che tende a scendere quando finisce una fase dell'emergenza. Ormai siamo purtroppo ben abituati a vedere questi dati e sappiamo che va così. I decessi sono 25 le persone che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto, ma in realtà queste sono le persone morte in ospedale. In realtà sono 37 i decessi rispetto a ieri, gli altri 12 decessi vengono registrati probabilmente in strutture esterne e di altro genere, quindi ancora molto alto il numero dei morti. Ieri erano 13.310, sono 37 in più. È un dato drammatico che speriamo possa finalmente esaurirsi. Questa era la prima grafica, la prima tabella che ci è arrivata dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Adesso con la regia di Fabio Verina andiamo a vedere la seconda tabella, quella dei vaccini, ovvero l'altra faccia della medaglia. Anche qui purtroppo c'è una diminuzione, purtroppo perché anche oggi le autorità sanitarie nazionali ricordano come i dati di questo momento siano legati a doppio filo proprio col gran numero di vaccinazioni. Sono 24.807 le dosi somministrate nella giornata di ieri, si sono dimezzate quasi rispetto a qualche giorno fa, quando eravamo ben oltre quota 40.000, quasi a quota 50.000, e sappiamo che lo dicono
anche i vertici della sanità del Veneto, è sempre più difficile raggiungere quelle quote, perché il volume massimo raggiungibile probabilmente è stato toccato nei giorni scorsi. Cicli completati, anzi prime dosi 1273, cicli completati 4738, addizionali booster, anche qui scende il numero delle terze dosi, sono 18.796. Vediamo le percentuali. L'82%, questo riguarda i veneti residenti, quindi l'82% dei residenti in Veneto alla prima dose, l'80% alla seconda dose, il 59% alla dose booster. In realtà questa tabella è quella da guardare con più attenzione, da mandare a mente con maggiore attenzione, perché è quella che mette in relazione il numero dei vaccini con le persone effettivamente vaccinabili in Veneto. Allora, l'88,9% dei veneti vaccinabili hanno la prima dose, eccolo qui, di cui il 100% degli over 80, l'87,3% dei veneti vaccinabili, lo ricordiamo, alla seconda dose, e anche qui siamo al 100%, quindi si è conclusa anche la campagna vaccinale per quanto concerne le seconde dosi. Terza dose, 65,3% dei veneti vaccinabili, 88,1% gli over 80, 85% fra i 70 e i 79 anni, quindi si muove qualcosa anche sulla fascia dei booster. Da qualche tempo c'è questa tabella aggiuntiva con i dati dei piccoli, quindi fascia 5-11 anni, abbiamo 31,5% della fascia 5-11 anni che ha avuto almeno una dose, 22% la seconda dose, quindi anche qui abbastanza in crescita i dati, non verticale, ma insomma qualcosa si muove. Non prevista la dose addizionale booster per questa fascia di età. Questi erano i dati dell'emergenza Covid aggiornati a questa mattina. Cosa ci dicono? Che sostanzialmente, poi ne abbiamo parlato anche con l'assessore Lanzarin e lo vedremo più diffusamente nei nostri telegiornali di questa sera, i dati calano, c'è effettivamente un momento di discesa. Tutto questo però non può distogliere l'attenzione da quelle che sono le norme basilari per il superamento di questa emergenza, quindi le mascherine all'aperto, l'uso igienizzazione delle mani, attenzione agli assembramenti e tutte queste regole che seguiamo con attenzione da tempo. Si comincia a parlare della fine dell'uso delle mascherine all'aperto, che potrebbe arrivare fra qualche settimana, ma naturalmente lo sapremo solo nei prossimi giorni e ovviamente ve lo racconteremo nel nostro telegiornale nel corso della nostra informazione. Adesso facciamo un po' il punto della situazione della diffusione del Covid nella zona del Padovano. Sentiamo i dati tramite proprio l'ULSS 6. Sì, è vero, stiamo registrando dei dati che non possiamo usare il termine positivo perché potrebbe essere anche confuso, ma effettivamente dei dati molto buoni che ci stanno ad indicare che stiamo andando verso una pendenza della curva finalmente all'ingiù, insomma, no? Quindi abbiamo raggiunto un plateau 15 giorni fa, adesso la curva sta scendendo sia per quanto riguarda i nuovi casi positivi e quindi anche i casi attualmente positivi, ma anche per quanto riguarda i ricoveri. Scendono un po' meno i ricoveri come andamento della curva, ma comunque scendono. 34.300 i casi positivi registrati venerdì in provincia di Padova, erano stati 36.800 il giorno 3. La curva è in discesa nei ricoveri e anche nei decessi, 46 in Veneto, sempre tanti comunque. Ci sono persone che muoiono solo per il coronavirus e non sono tante, e ci sono persone che muoiono con il coronavirus e che pertanto accanto al virus hanno anche altre patologie. Ecco, non sempre è facile distinguere queste due categorie di persone. La quarta ondata del Covid ha colpito molto la fascia di età pediatrica. Dalben non ha dubbi sul da farsi. Registriamo ogni giorno molti accessi in pronto soccorso e anche qualche ricovero appunto in ospedale per il coronavirus. Sono situazioni che vengono per fortuna risolte clinicamente, che però bisogna stare molto attenti perché poi possono dare delle complicanze, abbiamo visto, a lungo termine anche pesanti, e quindi ritorna importante l'invito alla vaccinazione anche dei più piccoli.
Per ogni notizia positiva c'è sempre un contraltare, c'è sempre un'altra faccia della medaglia. Per le notizie sui dati che calano ci sono anche quelle su chi non segue le regole, su chi magari avendo anche una posizione di un certo tipo non rispetta quelle che sono le norme di questo periodo. Nel veneziano 2 casi decisamente importanti. Continuava ad esercitare la professione di medico nonostante fosse stato sospeso dal suo ordine professionale perché non vaccinato. I carabinieri di Adria hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Venezia un dottore 67enne Novax, nato e residente del veneziano, per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli accertamenti, il professionista avrebbe continuato a rilasciare certificazioni mediche presso il suo studio, con sede in un paese della provincia di Venezia, incurante della sospensione. La denuncia del medico Novax non è l'unica notizia che oggi ha scosso la sanità veneziana, perché risulta iscritta all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia un'infermiera dell'ASL di Piacenza arrestata con l'accusa di avere iniettato soluzioni fisiologiche al posto dei vaccini, certificando tamponi fasulli per garantire il Green Pass a Novax compiacenti. In una nota, l'Ordine veneziano ha espresso la più forte condanna di questa condotta, che oltre a danneggiare la salute pubblica è definita gravemente lesiva dell'immagine pubblica e della professionalità degli infermieri e offusca in modo indegno l'impegno degli iscritti che con massima professionalità, umanità e dedizione lavorano quotidianamente per il bene comune, mettendo a rischio la salute per la tutela della collettività. Nell'Alta Padovana invece un uomo doveva essere in isolamento perché positivo, invece i carabinieri lo hanno trovato al bar che serviva il caffè. Continuano i controlli dei carabinieri in materia di pandemia. A Borgoricco è stato denunciato un 63enne per epidemia colposa. L'uomo era positivo al Covid, quindi con l'obbligo dell'isolamento domiciliare, ma è stato sorpreso a lavorare all'interno del bar della moglie. La donna è stata sanzionata per mancato controllo del Green Pass dei propri collaboratori, mentre gli avventori del bar sono stati segnalati all'autorità sanitaria in quanto contatti stretti di un positivo. Chiudiamo il capitolo dedicato al Covid, ma restiamo in ambito sanitario perché c'è una brutta notizia per una fascia importante dei residenti nella provincia di Vicenza. Chiude una guardia medica. Sentite. Municipio di Montegaldella. Qui nel pomeriggio si sono riuniti per la prima volta i sindaci dei 7 comuni che improvvisamente si sono visti sospendere il servizio di guardia medica. Ci siamo trovati con i colleghi sindaci qui a Montegaldella e stiamo valutando quali azioni fare per opporci a questa decisione. Vogliamo fare sinergia e trovare una soluzione con la direzione sanitaria. Non siamo qua ognuno per fare la voce grossa, far vedere i muscoli. Dobbiamo collaborare per il bene dei cittadini. Ieri è venuto meno il prezioso servizio di continuità assistenziale che prevedeva la copertura serale e del fine settimana per 27.000 persone. I sindaci sono stati subissati di telefonate da parte dei loro concittadini. Noi abbiamo 1.800 abitanti e abbiamo tantissime persone anziane e storicamente si appoggiavano a Montegalda e adesso dovranno fare un sacco di strada e probabilmente andranno a intasare i pronti soccorsi di Noventa oppure di Vicenza. Non è solo il venir meno di un servizio essenziale, è stata anche la forma della comunicazione a creare rabbia e perplessità. L'abbiamo ricevuta martedì con una PEC e siamo stati colti veramente di sorpresa, anche perché da martedì a giovedì la chiusura, pertanto anche senza preavviso, per poter dare un minimo di informazione all'utenza che sono i cittadini, e questo richiede tempo e tocca ai sindaci che non sono stati coinvolti nella scelta, anzi siamo nettamente contrari a questa scelta. Avremmo gradito sia all'interno dei vari comitati dell'US o in fase di conferenza dei sindaci essere informati prima. Capisco la situazione pandemica, l'emergenza sanitaria e tutto quello che va dietro, però un minimo di preavviso ci doveva essere dato. La questione sul tappeto è troppo importante per essere tralasciata. I sindaci non intendono mollare. No, ci batteremo perché questo per noi è un presidio sanitario, qui non stiamo scherzando. Qui per noi deve restare in zona.
Noi non vogliamo rinunciare alla guardia medica a Montegalda. Una guardia medica è un servizio molto strutturato che ha sempre avuto il consenso di tutti i cittadini, non ci sono state lamentele. Pertanto è un servizio che funziona. I servizi che funzionano lasciamoli funzionare anche per il futuro. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra poco con la cronaca, i collegamenti, tante altre notizie nel Focus TG. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Abbiamo visto fin qui l'emergenza Covid, abbiamo visto l'attualità e adesso andiamo alla cronaca in diretta con la nostra redazione di Vicenza, dove c'è Daniele Garbin che ci aspetta per raccontarci, buongiorno Daniele, che cosa è successo oggi a Vicenza. Sì, buongiorno Ferdinando e a tutti i telespettatori. Diciamo che oggi parliamo questa sera del tema sicurezza, ancora una volta siamo alla vigilia del weekend e il tema dei controlli delle forze dell'ordine per tutto quello che riguarda quello che è già successo nelle scorse settimane prosegue alla vigilia di un altro weekend. Pensiamo solo alla scorsa settimana nell'epicentro della movida, quella cosiddetta violenta in centro, e ha fatto i suoi effetti perché comunque la zona è diventata effettivamente più tranquilla, i segnali ritornano. Oggi abbiamo nuovi dati dell'ultimo blitz, quello organizzato dal Questore. È un po' il tema questo che domina. Questa sera poi avremo anche l'aggiornamento da questo punto di vista. Altra cosa che abbiamo seguito ieri e che cambiamo argomento, invece è la questione della guardia medica a Montegalda, di tutta quell'area della Riviera Berica a ridosso della città di Vicenza, che in questo momento, dall'altro giorno, è priva di questo servizio essenziale proprio, e i comuni, proprio ieri sera, i sindaci dei comuni interessati, sono 7, si sono riuniti a Montegaldella proprio per decidere sul da farsi, anche perché l'avviso è arrivato all'ultimo momento, proprio martedì per il giovedì. Queste erano un po' anche le modalità che hanno suscitato questo allarme sociale. Ricordiamo, sono 27.000 cittadini che sono in questo momento senza guardia medica, e la cosa, proprio ho sentito al telefono, poi ci sentiremo anche nel corso della giornata con i sindaci sui commenti, la cosa che accomuna tutti è che non intendono mollare. Ecco, è un servizio essenziale, capiscono i problemi che ovviamente in cui si dibatte l'USL, però effettivamente rinunciare anche in questo modo, un conto è un servizio temporaneo che può essere anche giustificato, ecco, ma proprio l'eliminazione in questo modo è proprio una cosa che lo ribadiscono, stanno definendo ora poi quali saranno le linee di intervento la prossima settimana, decideranno anche le modalità per fare pressione, insomma, perché questo servizio ritorni, anche perché sono subissati delle telefonate. Ma infatti abbiamo visto, Daniele, prima di questo collegamento, prima della pubblicità, il vostro servizio, il servizio della vostra redazione sull'incontro dei sindaci. Nei giorni precedenti avevamo seguito tutta la vicenda di questa chiusura che, ricordiamo, interessa almeno 27-30.000 persone, quindi è un tema molto, molto sentito dal territorio. Daniele, abbiamo anche cronaca al momento? Abbiamo a Montecchio Maggiore uno spacciatore che è stato arrestato, è stato ritrovato con delle dosi di cocaina, leggo in questo momento, e di eroina, alcuni residenti in zona, poi i particolari ve li rimandiamo questa sera. Ecco, a parte questo caso, in questo momento altre questioni. Molto bene, come si suol dire, i particolari in cronaca. Daniele, allora intanto ti ringraziamo, se ci sono altre novità non esitare a contattarci, siamo in diretta fino alle 13, buon lavoro. Noi torniamo in studio per vedere la cronaca in questo momento. Allora, ci arriva da Treviso una notizia di una cosiddetta spaccata con tanto di ladri immortalati dalle telecamere di sorveglianza.
Il ladro entra dopo aver infranto la vetrata, sono le 3 di notte e si dirige verso il bancone. Porterà via il registratore di cassa poco dopo. La telecamera interna inquadra l'azione, ma è troppo tardi. Bar B&B di via Ronchese, quartiere Santa Bona. Poche ore dopo si può soltanto osservare il danno e cercare di ricostruire quanto accaduto. Praticamente ha lanciato il sasso contro la vetrata, è entrato e ha portato via la cassa. Ecco, questo è il sasso. Questo è il sasso. Il danno maggiore è per la vetrata e la sua struttura. Umberto Piavento fa una prima stima, 3.000 euro. All'interno il ladro ha portato via la cassa con gli spiccioli, monete da 1 o 2 euro, svuotata e poi abbandonata poco distante. L'allarme non ha funzionato, forse il malvivente è riuscito a metterlo fuori uso. A far intervenire la polizia è stato lo spavento dei residenti. La signora del primo piano, che è molto anziana, e dallo spavento ha chiamato una sua amica praticamente. Non pensavo, però vabbè, andiamo avanti, cosa vuoi? C'è più preoccupazione, più rabbia, più paura che C'è rabbia. Per questo bar è la prima esperienza di una spaccata, ma furti ce ne sono già stati, tanto che la rassegnazione ha spinto i titolari a comportarsi di conseguenza. Noi teniamo sempre la cassa aperta appunto perché se entravano non facevano meno danni praticamente al registratore cassa, che infatti è ancora intatto, è funzionante. A poca distanza da qui il negozio di biciclette è colpito da un attacco incendiario nel novembre scorso. È una zona, è stata sempre sicura, però quando è arrivato certa gente si è cominciato certi movimenti strani, quindi siamo stati parecchi anni tranquilli ormai, ma ultimamente qua... Non solo criminalità, ma anche degrado, una piaga che ha spinto i residenti ad organizzarsi con una raccolta firme. Noi stiamo avvertendo un certo degrado che sta montando nell'area. Questa è una cosa per noi inaccettabile, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto per cercare di portare il quartiere ad un livello di civiltà, e quindi facciamo un appello urgente all'amministrazione affinché vengano messe delle telecamere in via Ronchese per fare in modo che questi episodi non si verificano, non si ripetano. Faccio anche un altro appello perché questi negozi sfitti, se ci sia la possibilità, possano essere occupati da negozi, cioè da uffici pubblici, in modo che ci sia un richiamo di gente. Da Vicenza a Treviso, da Treviso a Padova, dove c'è il nostro Guido Barbato che ci aspetta per il consueto collegamento quotidiano sulle novità padovane. Buongiorno Guido. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. C'è stato un folle inseguimento tra due automobili nella notte tra giovedì e venerdì, abbiamo avuto notizia stamattina, in centro storico perché il gestore di un bar, uno straniero, è stato pedinato da un'automobile subito dopo la chiusura. L'uomo, che aveva in tasca l'incasso giornaliero di circa 3.500 euro, ha chiamato i carabinieri per farsi consigliare il da farsi o perché comunque venissero in suo aiuto. I carabinieri lo hanno invitato a passare davanti alla stazione ferroviaria, di modo che lì sarebbero state bloccate le due automobili, però quando la persona, una donna alla guida dell'auto che stava inseguendo l'esercente, ha visto questo posto di blocco, ha iniziato un inseguimento tra le vie della città che ha toccato i 180 km orari. Per fortuna che era notte. L'auto è stata fermata dagli uomini dell'Arma in via Morgagni, quindi dalle parti dell'ospedale, davanti alla sede appunto di medicina legale. La donna alla guida è una donna di 25 anni di origini rom, è stata arrestata. In macchina aveva anche due uomini che sono stati denunciati. Guido, ti interrompo per sapere se vi risulta questo fatto di cui si parla un po' legato a questa vicenda, che avesse un nome di battaglia questa conducente della vettura, che la chiamassero nell'ambiente Hamilton come il campione di Formula 1. Ti risulta questa cosa? Sì, è vero. Sì, aveva questo soprannome automobilistico e ha avuto modo in qualche maniera di rendersi protagonista, anche se in una situazione non in pista a quanto pare. Assolutamente. No? Sarebbe stato più sicuro per tutti. Assolutamente. Ho sentito che parlavamo prima, perché parlavano i colleghi di Treviso, di problemi legati sì alla sicurezza dei locali pubblici. Un locale pubblico di Padova invece non ha problemi di sicurezza, ma ha problemi a pagare le bollette del gas e della luce. Sapete tutti, e sarebbe anche il caso che se ne parlasse anche forse in versione consumi delle famiglie, di come le bollette dell'energia elettrica e del metano, soprattutto quella del metano,
sia schizzata a livelli che speriamo non siano insostenibili, insomma, per il ceto medio, anche se ho l'impressione che lo sarà. I titolari di un notissimo ristorante di Prato della Valle, possiamo anche dire il nome perché insomma, è talmente conosciuto che non ha bisogno di pubblicità, lo Zairo, hanno organizzato per ieri sera una cena a lume di candela, proprio per sensibilizzare i loro clienti su questo problema e anche noi insomma, della stampa. Bisogna dire, sono andato ieri sera a vedere come è andata, hanno avuto un'affluenza anche superiore agli ultimi venerdì sera, hanno avuto 40 prenotazioni, anche se la gente è solidale, si rende conto che attività anche storiche come questa di Prato della Valle, che esiste grosso modo dal 1980, rischiano la chiusura semplicemente perché queste fatture che arrivano per il metano e per la corrente elettrica sono diventate davvero, hanno dei numeri insopportabili. Ecco. Guido, sappiamo tra l'altro, e questo ce ne stiamo occupando con le nostre redazioni, per esempio in molte città sta crescendo il prezzo del caffè perché i bar non riescono più a star dentro i costi. Ieri, e vedremo il servizio fra pochissimo, siamo stati a vedere una piscina nella zona del Bassanese, ci hanno detto che la bolletta del gas è salita da 4.000 a oltre 20.000 euro, una delle ultime dell'anno scorso, e adesso tutti sono terrorizzati da quello che potrà succedere adesso con i costi dei mesi di dicembre e gennaio, quelli più freddi. Quindi una situazione che comincia veramente a diventare drammatica, di cui parliamo tutti i giorni nei nostri telegiornali, quindi bene continuare a parlarne, bene raccogliere sia le istanze del mondo produttivo ma anche quelle delle famiglie che ovviamente si trovano per le mani bollette da capogiro. Guido, se non c'è altro andiamo avanti con il telegiornale, se ci sono altre notizie richiamateci immediatamente, grazie, buon lavoro. A dopo, grazie a voi. Noi torniamo in studio. Allora, avete sentito le novità padovane, si parla sempre più spesso di questo problema delle bollette. Noi ci torniamo sopra ogni giorno, come si dice in gergo giornalistico, e ogni giorno ci arrivano novità sempre più drammatiche, ne parleremo anche nei telegiornali di questo periodo. Ma torniamo alla cronaca, andiamo ancora in provincia di Treviso, dove qualcuno ha pensato bene di prendersela con la segnaletica del sentiero dell'UNESCO. La misura era già colma, adesso con questi due ultimi atti di vandalismo la misura è proprio scolmata del tutto. Cartelli turistici gettati nel torrente San Pietro, panchine demolite, degrado alla sorgente della Madonna. Non sono ancora sazi i vandali che stanno mettendo a soqquadro il comune di Follina, uno dei borghi più belli dell'Alta Marca. È successo l'altra sera che un gruppo di ragazzini è stato visto prendere a calci questa segnaletica del nostro più bel sentiero che abbiamo nel sentiero dell'UNESCO, ma sono stato avvisato addirittura l'altra settimana dal mio parroco dicendomi che in una notte sono spariti tutti i pesci rossi che ci sono nelle vasche del giardino dell'abbazia. L'abbazia è quella di Santa Maria, monastero cistercense, gioiello artistico e memoria storica della città. I pesci erano in queste due vasche che adornano il giardino dell'abbazia, e una mattina il parroco dell'altra settimana si è accorto, i pesci sono spariti. E queste le dure parole del sindaco, rivolte a chi pensa di averla fatta franca. Non pensino di continuare a farla franca, perché sono già stati visti e io mi sto adoperando per arrivare ad avere almeno un nome. Poi quello lo pagherà per tutti. Con questo annuncio andiamo in pubblicità, facciamo una brevissima pausa, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi fino alle 13 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito la cronaca, abbiamo sentito i collegamenti con le notizie da Padova e da Vicenza. Adesso torniamo a Vicenza con una notizia di cui ci aveva parlato sommariamente Daniele Garbin qualche minuto fa. I blitz sulla Movida vicentina che fanno un po' sono un po' a metà strada fra la cronaca e l'attualità. Dopo i blitz da parte delle forze dell'ordine, dopo l'attenzione
l'attenzione che il Comune, che le autorità hanno posto su questo problema, la situazione pare essersi un po' quietata. Sentiamo. Non mi sentirei di parlare di una stabilizzazione come se prima fosse insomma un Bronx, ecco, non l'ho mai pensato. Ci sono stati degli episodi specifici, sugli episodi specifici sono in corso delle attività insomma anche di carattere, come dire, di polizia giudiziaria, e si vedranno poi i risultati. Con Tra Pescherie Vecchie, l'epicentro delle violenze della Movida nei fine settimana lo scorso anno, da oltre un mese ha cambiato drasticamente volto. Si sono rivelati efficaci i provvedimenti concertati dal Comitato Ordine e Sicurezza, sia di tipo amministrativo o di competenza del Comune, che quelli operativi come gli ultimi blitz organizzati dal Questore. Residenti ed esercenti confermano. Io penso che questa è una buona strada. Il controllo, che se mettono anche quelli in Borghese ancora meglio, è l'unica cosa. Il problema è che si sposteranno in altra zona. La zona pare rifiorire. C'è anche chi a breve qui aprirà un nuovo locale. I segnali sono rassicuranti. Ho visto che c'è stato un intervento del Questore e la zona comunque è sotto controllo anche in tutto il centro di Vicenza, e quindi sinceramente non mi sento più sicuro adesso che prima. E comunque noi apriamo fino verso le 11 di sera, 10-11 di sera, però comunque vedo spesso che ci sono delle pattuglie qui la sera e fanno il suo lavoro. Ottimista allora? Sì, super ottimista. Diciamo che comunque il centro storico di Vicenza è sempre stato oggetto di particolare attenzione. Non ci sono stati mai dei momenti in cui il centro storico non sia stato attenzionato dai servizi di controllo del territorio. Peraltro c'è un coinvolgimento molto importante anche da parte delle polizie locali. Non credo che le risposte siano quelle della militarizzazione, se non occasionalmente, e quindi i moduli dovranno essere dinamici, operativi, così come in questo periodo lo sono stati. Cambiamo ancora argomento, andiamo a sentire quali sono le istanze, le richieste degli studenti che in questo periodo sono, passateci il termine, sul piede di guerra e scendono in piazza per protestare, per chiedere più attenzione. Una maturità che funzioni, una maturità che metta d'accordo professori, docenti e studenti. Al grido di "gli immaturi siete voi", gli studenti medi sono scesi in piazza a Padova. In 200 si sono incontrati per una manifestazione statica, perché i cortei in zona gialla non sono permessi, in Prato della Valle per protestare contro la decisione del ministro Bianchi di aggiungere una seconda prova all'esame di maturità 2022. Non vogliamo una maturità facile, dicono, ma non dimentichiamoci della pandemia. Vogliamo semplicemente che si tenga conto di tutto quello che abbiamo accumulato in questi 2 anni di pandemia. La DAD, le scuole aperte a intermittenza, 50%, 75%, non ci hanno portato a costruire il nostro percorso di studi a 360 gradi. E tornare a una maturità come invece in pre-pandemia, certo, magari da un certo senso significa tornare alla normalità, ma già la normalità di prima era estremamente precaria e non si può far finta che la pandemia non ci abbia lasciato dei segni. Una manifestazione a livello nazionale per chiedere un tavolo al Ministero dell'Istruzione. Per appunto costruire una maturità più lungimirante e che appunto vada a valorizzare le singole personalità che la vanno a sostenere, dalla tesina al reinserimento del tema storico e a tutti questi tipi di accorgimenti che potrebbero andare a effettivamente testimoniare la maturità di uno studente. Dopo la morte del giovane studente friulano, il tema dell'alternanza scuola-lavoro torna nel dibattito studentesco. Il fatto che noi andiamo là per formarci, per iniziare una carriera lavorativa alla quale noi effettivamente dobbiamo pensare, e poi verificare che succedono cose simili, estreme come quelle è successo a Lorenzo, è davvero inaccettabile e noi non sappiamo più come dirlo. Sentiamo anche le richieste, le istanze degli studenti vicentini scesi in piazza anche loro per chiedere una novità, un modo di gestione diverso della maturità in arrivo. Siamo in piazza per avere una maturità che ci spetti, perché appunto la decisione recente del Ministero di reintrodurre la seconda prova ci ha messo in difficoltà. Dopo anni di DAD, pandemia, classi al 50%, non ci sentiamo pronti per affrontare questa nuova maturità e siamo qui per chiedere al governo di ascoltare i giovani. I 2 anni di pandemia, tra didattica a distanza, lezioni in intermittenza,
Al grido "Gli immaturi siete voi", anche a Vicenza sono scesi in piazza gli studenti delle superiori. In 250 circa dalla stazione sono arrivati in corteo a radunarsi in piazza Matteotti. Una manifestazione nazionale che punta a chiedere al Ministero dell'Istruzione di rivedere le modalità in presenza, in particolare delle prove scritte previste dall'esame di Stato per la maturità. Un ritorno brusco alla cosiddetta normalità dopo 2 anni di didattica a distanza non consentirebbe una valutazione oggettiva della preparazione dei maturandi. Non solo, gli studenti chiedono di essere coinvolti anche per la definizione dei percorsi formativi scuola-lavoro, che spesso dicono si traducono solo in forme di inutile o pericoloso sfruttamento, senza offrire un reale orientamento istruttivo. Parliamo della difficile, anzi della pessima gestione dei progetti per le competenze trasversali per l'orientamento, che si traducono o in seguire delle videoconferenze, e lì ci chiediamo quale valore possono avere ai fini di un'introduzione sicura e graduale nel mondo del lavoro per chi volesse farlo dopo la scuola, oppure in condizioni di sfruttamento senza avere una giusta sicurezza nel luogo di lavoro. Un esempio concreto, intanto noi chiediamo di abolire questo PCTO, perché l'hanno dimostrato purtroppo la morte di Lorenzo, ma ci sono stati tanti infortuni e inoltre per i licei spesso sono ore inutili. E poi chiediamo un vero investimento per l'educazione civica, che non siano ore di altre materie spese così soltanto per fare figura, ma che sia una vera materia che ci insegna a 360 gradi come orientarci nella società di oggi, parlando di temi ambientali, transfemministi, e anche che comunque ci insegni a proteggerci e a difenderci nel mondo del lavoro. Andiamo ora a vedere quali sono le iniziative organizzate a Venezia per celebrare il giorno del ricordo. È una storia che è stata poco manifestata, poco conosciuta. Purtroppo interessi politici probabilmente hanno tenuto a sottacere questo stato di cose. Ecco, il mio invito è quello: conosciamo la storia, facciamo la storia senza obblighi di revanscismo o di altro, ma come conoscenza per giustificare quello che siamo e l'orgoglio di chi siamo. 75 anni fa la firma dei trattati di pace di Parigi sancì il passaggio alla Jugoslavia delle province del Quarnaro e di Zara, dell'Istria e della maggior parte della Venezia Giulia. Dalla fine della guerra, a metà degli anni 50, almeno 300.000 italiani lasciarono la loro terra d'origine. Altre migliaia persero la vita nei massacri delle foibe. I trattati di pace di Parigi furono firmati il 10 febbraio e dal 2005, ogni 10 febbraio, l'Italia ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. A Venezia con oltre 30 appuntamenti lungo tutto il mese, realizzati in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Abbiamo voluto condividere il più possibile la nostra programmazione con gli studenti e i giovani del territorio, proprio perché l'obiettivo dell'amministrazione è far sì che i giovani siano partecipi di una storia drammatica del nostro paese, della nostra nazione, di una storia che non deve essere dimenticata e che deve rimanere viva attraverso l'impegno di ciascuno di noi. Molte infatti sono le iniziative che coinvolgono i giovani. La commemorazione ufficiale si terrà alle 9:30 del 10 febbraio in Piazzale Martiri delle Foibe a Marghera. A Venezia è attiva dal 1451 la scuola dalmata dei Santi Giorgio e Trifone. Il guardian grande Pier Giorgio Millic ha affidato il suo messaggio a dalmatiitaliani.org. Bisogna prendere atto di quello che è la storia ha dei corsi e dei ricorsi, noi accettiamo questo passaggio e facciamo tesoro di quello che è stato e lo magnifichiamo in questa nostra scuola, di cui, ti ripeto, sono 570 anni che manteniamo cerchiamo di mantenere la nostra identità. Andiamo ora a parlare di cinema, perché Verona entra nella grande famiglia della Veneto Film Commission. Nel 1962 nelle sale cinematografiche italiane usciva la pellicola di Antonioni L'Eclisse, protagonisti Alain Delon e Monica Vitti. Sugli schermi delle sale l'immagine della splendida attrice romana all'interno di Palazzo Pompei a Verona, sede del Museo di Storia Naturale, davanti ai fossili di Bolca. Sono trascorsi 60 anni da quel ciak e oggi Verona, primo comune veneto, entra nella Veneto Film Commission. Un importante traguardo che punta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale e a favorire la crescita della competitività del territorio. Noi quest'anno abbiamo ospitato una grande produzione di Netflix, Love in the Villa, e un'altra produzione importante, la regia di Gabriele Salvatores,
e lui stesso ha detto che Verona è un set a cielo aperto. Ecco, grazie alla Veneto Film Commission, Verona è una città stupenda, è bene che anche le grandi produzioni percepiscano che oltre a essere una bellissima città è anche una città a misura di set cinematografico. Nel solo 2021 Verona è stata scelta come set per 83 produzioni, 10 videoclip, 14 trasmissioni. Con l'entrata tra i soci del Veneto Film Commission, il capoluogo scaligero parteciperà a scelte e strategie in tutti gli ambiti di azione. Come Regione non posso far altro che auspicare che questo sia l'avvio, un primo passo nei confronti dei nostri capoluoghi di provincia, quindi Verona si intesta la primazia, ma abbiamo già rapporti che ci portano a guardare con fiducia a ulteriori sviluppi in questa direzione. Noi siamo andati avanti in un momento difficile, il cinema non si è fermato, con grande coraggio abbiamo visto professionisti arrivare in Veneto e lavorare tra mascherine, green pass e tamponi. Si è potuto assistere ad un impulso importante per il settore, le parole del presidente di Veneto Film Commission, Luigi Bacialli. Io spero che questa adesione all'ingresso del Comune di Verona nella Film Commission sia proprio l'inizio di una fase di grande partecipazione, di grande entusiasmo, anche perché finalmente dai dati che abbiamo e che vediamo anche oggi c'è un forte calo dei contagi, si spera che in primavera si possa tornare a una vita normale. Chiudiamo con l'appello dei piccoli comuni per i fondi di rigenerazione urbana. I più piccoli rischiano di doversi spartire le briciole. Sentite. La guerra dei poveri è l'ultima miccia innescata dal governo. Una guerra dei poveri per spartirsi 300 milioni di euro tra 8.000 comuni italiani. Ma andiamo con ordine. Fondo di rigenerazione urbana. Ci sono 8 miliardi e mezzo fino al 2034, di cui 4 miliardi e 600 milioni già a bando tra il 2021 e il 2026. Ma non per tutti. Il 93,5% di questo tesoro è riservato ai comuni con più di 15.000 abitanti, che in Veneto sono appena il 10%. Resta escluso il 90% dei paesi. Per la loro rigenerazione urbana ci sono le briciole, 300 milioni di euro, che però saranno a disposizione anche dei comuni più grandi. Con questo fondo da 300 milioni di euro per la rigenerazione urbana si finanzieranno progetti con un tetto massimo di 5 milioni cada uno. Da un breve calcolo vuol dire che 300 milioni andranno a finanziare non più di 60 progetti circa. Se teniamo conto che in Italia abbiamo 8.000 comuni, di cui 7.200 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, entrare in una graduatoria tra i primi 60 sarà come vincere il biglietto della lotteria. Insomma, i piccoli comuni dovranno fare a gomitate per riuscire a entrare nel ristrettissimo club dei 300 milioni di euro ed essendo esclusi in partenza dai 4,3 miliardi stanziati per le città più grandi, non hanno molta scelta, devono stare al gioco e tra l'altro le regole li obbligano ad aggregarsi. Una particolarità di questo bando è che i piccoli comuni devono aggregarsi per creare una popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti. Noi Grisignano ci siamo già mossi assieme con i comuni di Montegalda, Montegaldella, Camisano Vicentino e Grumo de Abadesse per portare avanti i nostri progetti di rigenerazione urbana. Stefano Lain, sindaco di Grisignano, componente della Consultanci e dell'ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Veneto, è in prima linea in questa battaglia per la giustizia e l'equità. Anche i piccoli paesi, infatti, hanno progetti eccellenti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda Grisignano, voi vedete alle mie spalle una grande area dove la nostra intenzione è portare avanti un parco pubblico che abbia una valenza di aggregazione e culturale in considerazione del fatto che è adiacente alla nostra biblioteca civica. Insomma, c'è una stortura da raddrizzare. Per questo i sindaci lanciano un appello e chiedono aiuto ai parlamentari veneti. Abbiamo già interessato i nostri parlamentari veneti perché facciano squadra con noi verso il governo, perché l'appello che noi facciamo è che la rigenerazione urbana è di tutti.
Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi fin qui, ringraziamo i nostri colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie del Veneto, ringraziamo Fabio Verin per la regia, vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutti i temi di cui non abbiamo parlato fin qui, di tutto questo, quello che succederà naturalmente nella giornata odierna, e vi auguriamo un buon pomeriggio.